Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda lo spazio informativo su Friuli TV. 3 persone sono state soccorse nella tarda serata di ieri dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in località Torate, al confine tra Chions e San Vito al Tagliamento. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone si sono scontrate 2 auto in transito. Da Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze, una proveniente da San Vito, l'altra da Pordenone. Hanno attivato, come detto, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico ha preso in carico le 3 persone rimaste ferite che sono state trasportate, 2 in codice verde all'ospedale di San Vito e l'altra in codice giallo al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con l'ambulanza e a bordo il medico dell'automedica. Restiamo in zona lungo la ex provinciale 8 tra Gleris e Santa Sabina, al confine tra San Vito e Sesto Arreghena. Una persona alla guida di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fossato a bordo strada, nessun altro mezzo coinvolto. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico il ferito, che è stato trasportato al Santa Maria degli Angeli in codice giallo, fuori pericolo di vita. A Pordenone, in via Aquileia, nelle prime ore del mattino, una persona alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo all'altezza della rotonda del punto vendita Aldi. Nessun altro mezzo coinvolto. La stessa poi è stata trasportata al Santa Maria degli Angeli in codice verde per accertamenti sanitari. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Nel 2003 c'è stato un notevole aumento di casi di mobbing in ambito lavorativo denunciati al punto di ascolto di Gorizia, confermando il trend di crescita degli ultimi anni. I colloqui con i professionisti del team sono stati in totale 246, di cui 189 per supporto legale, 49 per sostegno psicologico e 8 per consulenza con il medico del lavoro. Ne dà notizia il Comune. In totale le persone che hanno beneficiato del servizio del punto di ascolto sono state 104, 66 donne e 38 uomini, tra nuovi e reiterati soggetti. Chiudiamo qui questa edizione live, l'ulteriore news sul nostro sito, che ve lo ripeto, che è friulitvnetworking.com, dove troverete tutto quello che vi interessa a voi per navigare nella massima facilità e comodità. Grazie per l'ascolto e non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima.